Rivelazioni delle anime del purgatorio a Maria Simma su quello che accade dopo la morte. Salve a tutti carissimi, oggi torniamo a parlare di Maria Simma, la mistica austriaca che era in contatto con le anime del purgatorio, a cui per tutta la vita sono apparse le anime del purgatorio, facendole, delle rivelazioni molto, molto importanti. Ecco, quanto rivelato in particolare dalle anime del purgatorio a Maria Simma su quello che accade dopo la morte. Maria, lei ha fatto tanto per le anime del purgatorio. Alla sua morte ci sarà una folla immensa di anime a scortarla in paradiso e sicuramente non avrà da scontare alcuna pena in purgatorio. Oh no, non posso pensare di andare in paradiso senza una sosta in purgatorio. Sa, ogni colpa si somma. Nostro Signore mi ha reso pienamente consapevole di tutto questo attraverso i miei contatti con le anime del purgatorio e perciò la mia responsabilità è tanto, tanto maggiore. E nella misura in cui siamo consapevoli, dobbiamo soffrire. Comunque spero in un piccolo aiuto da parte loro. Cosa succede, Maria, a coloro che si suicidano? Queste anime l'hanno mai visitata? Intendo anime di persone che si sono suicidate? Oh sì, molte, molte volte. Cosa avviene di loro dipende totalmente dalla ragione per cui hanno compiuto questo gesto. Ho avuto molte richieste da parte dei loro familiari, ma finora uno solo si è perduto. Nella maggioranza dei casi sono più colpevoli gli altri che li hanno portati alla disperazione, o perché li avevano diffamati, o perché si erano rifiutati di aiutarli, o perché li avevano emarginati. In questi casi sono certamente più colpevoli gli altri. Comunque, gli stessi suicidi mancati si pentono di essere arrivati a tanto. Spesso è una malattia che li porta al gesto sconsiderato. Se si affronta nel modo giusto la persona sana, è raro che poi voglia ugualmente tentarlo. Le è mai capitato, Maria, il caso in cui una persona si sia salvata in punto di morte per un'improvvisa e radicale conversione? Ricordo un signore che venne da me con 2 nominativi per sapere cosa ne fosse stato di loro. Quando gli chiesi di raccontarmi qualcosa di queste persone, si rifiutò, dicendo che mi aveva fatto questi nomi per vedere se dicevo il vero. Gli dissi: "D'accordo, mi dia tempo", e aspettai che l'una o l'altra anima si presentasse. Dopo circa un mese l'uomo ritornò chiedendomi se avevo delle risposte da dargli. Le avevo. Un'anima, quella di un uomo, era negli strati più profondi del purgatorio, da cui non poteva ancora emergere, mentre l'altra, di una donna, era volata subito in paradiso, senza alcuna sosta in purgatorio. Gli feci vedere le testuali parole che avevo annotato nel momento in cui le avevo ricevute ed egli ebbe uno shock. Mi disse che ero una mistificatrice. Gli chiesi come potesse dire una cosa del genere e insistetti perché mi raccontasse di queste 2 persone, un uomo e una donna. L'uomo era stata in vita una persona molto, molto pia. Secondo il mio ospite, la migliore, la più pia persona della sua zona, sempre in anticipo per la Santa Messa, e l'unico ad attardarsi in chiesa dopo la funzione, una persona eccezionale a parer suo.
La donna, invece, aveva condotto un'esistenza squallida. L'uomo si dilungò nel descrivere i suoi vari e numerosi peccati per convincermi e, a dire il vero, incominciavo quasi a credergli. Per cui decisi di chiedere alle anime ulteriori spiegazioni. Forse avevo scambiato le risposte attribuendo quella di una all'altra persona. Dopo qualche tempo ci giunse la seconda risposta, assolutamente identica alla prima. L'uomo, che in vita era stato molto pio, era nel più profondo del purgatorio, mentre la donna, considerata di cattiva reputazione, era andata subito in paradiso. E venne anche la spiegazione. La donna, che era deceduta per prima, era morta sotto un treno per un banale incidente. Nel momento in cui si vide persa, ebbe il tempo di dire al Signore: Signore, è giusto che tu mi prenda, perché così non potrò più offenderti. Quest'unico pensiero fece sì che tutto il suo passato di peccato le fosse condonato. Andò direttamente in paradiso, senza passare dal purgatorio. Il pio uomo, invece, era come lo aveva descritto l'amico, ma non tralasciava mai di criticare chi non andasse a messa in anticipo come lui. Si era opposto alla sepoltura di questa donna nella zona consacrata del cimitero per la cattiva reputazione che aveva tra i suoi parrocchiani, per le sue critiche continue di suoi giudizi, come questo riguardante la donna, si trovava agli ultimi gradini del purgatorio. Non dobbiamo mai giudicare o arrivare a conclusioni in base a ciò che pensavamo di sapere. Il mio ospite riconobbe queste verità, chiese umilmente perdono e se ne andò soddisfatto per le notizie da portare a chi le aspettava con ansia a casa. Ma Maria, è possibile sapere attraverso qualche segno se la persona appena deceduta in nostra presenza sia andata direttamente in paradiso? Forse, ma questi segni non dicono sempre tutto. È certo, tuttavia, che se una persona muore male, nel terrore e con la rabbia e anche in modo violento, le spetterà certamente tanta sofferenza, sempre che non sia dannata del tutto. Andrei cauta anche per quanto riguarda il caso opposto. Non è detto che se la persona muore in pace, addirittura nella gioia, essa vada automaticamente in paradiso. Questo vale anche per i grandi santi, tra i quali ce ne sono tantissimi che molta gente pensa che per la loro grande santità siano andati immediatamente in paradiso. Ebbene, molti di costoro ebbero a fermarsi per qualche tempo in purgatorio. Le morti serene sono bellissime e portano a ciò che è bello, mentre le morti brutte sono orribili e portano ad una grande sofferenza. Comunque, essere più precisi a questo riguardo è perlomeno rischioso. Qual è la reazione di Dio di fronte a chi dona la vita per il proprio fratello? Le anime mi hanno detto che offrire la propria vita per un altro, sia prendendo il suo posto che perdendola nel tentativo di salvarlo, è sempre una morte santa. Ciò significa che un tale gesto cancellerà tutto ciò che andava ancora riparato. Circa 20 anni fa,
conoscevo un giovanotto mio vicino di casa che non era particolarmente devoto. Era generosissimo d'animo, sempre pronto ad aiutare tutti. Un giorno d'inverno, in cui imperversava una bufera di neve, gli sentì gridare aiuto. Si precipitò fuori come al solito, senza la minima esitazione, contro il parere della madre, che sperava andasse qualcun altro. Appena ebbe messo piede fuori dalla porta, fu travolto da una valanga di neve soffice che lo soffocò. Il suo corpo fu trovato solo il giorno dopo. I suoi compagni mi dissero allora che non avrebbero voluto morire come era morto lui, con tutto quello che aveva sulla coscienza. Per quanto possiate temere, risposi, siate certi che per il fatto stesso che sia morto nel tentativo di salvare qualcuno, la possibilità di una morte in peccato mortale decade. La sua è sempre una morte santa. Un paio di giorni dopo mi apparve dicendomi che gli occorrevano solo 3 messe per essere liberato dal purgatorio. Poiché non ero del tutto convinta, aggiunse: sì, dal momento che sono morto nel tentativo di salvare un'altra persona, Dio si è assunto tutto il resto. Poi aggiunse: se fossi vissuto, non avrei mai avuto la possibilità di provare una morte così bella. Ci deve essere allora una differenza, Maria, tra coloro che muoiono per salvare altri e coloro che muoiono per un gesto sconsiderato? Certamente. Se uno muore solo per il fatto di essersi messo in una situazione di grave rischio, non significa che fosse giunto il suo momento. Se la persona ha un incidente in cui non ha alcuna colpa, allora è Dio che l'ha preso con sé. Ma se è andato a cercarsi volutamente una situazione di pericolo, ebbene è colpevole di essersi procurato la morte. So di un giovane che morì a Vienna in un incidente di moto perché aveva violato il codice stradale. Mi disse qualche tempo dopo che se fosse stato più attento il Signore gli avrebbe concesso altri 30 anni di vita. Quando gli chiesi se fosse stato pronto per l'eternità, mi rispose di no, ma aggiunse che Dio dava ad ognuno la possibilità di pentirsi, a meno che la persona consapevolmente lo rinnegasse, e questo giovane davvero si pentì di tutto. Ma Maria, quando moriamo, la nostra anima vede la luce di Dio chiaramente e in tutta la sua pienezza. No, non in modo chiaro, ma abbastanza da voler andare incontro a questa luce. La chiarezza e pienezza sono relative allo stato in cui si trova l'anima in quel momento. Quando preghiamo perché una persona muoia serenamente, è davvero possibile che questo avvenga? Dio è forse sordo? Le nostre preghiere servono persino quando la persona che ci interessa è morta da tempo. Dio e la preghiera non subiscono limiti di alcun genere e tanto meno di tempo. Dio è presente, che si tratti di 50 anni fa o fra 50 anni. Egli ci aiuterà tanto quanto confideremo nel suo aiuto, né più né meno. Ma se preghiamo perché una persona possa sperimentare una morte serena, quando la stessa persona è già morta, significa forse che possiamo salvare anime che sono già all'inferno? No, ciò che è perso è perso. Le grazie ottenute da una tale preghiera verranno ridistribuite altrove per lo stesso scopo, perché altri possano beneficiare di una morte serena. Ma è possibile che il Signore salvi qualcuno dalla dannazione eterna, sapendo che in un momento del futuro qualcuno pregherà per lui? Ma dal momento che la misericordia di Dio è infinita, non vedo perché ciò non possa accadere.
Quanto seriamente dovremmo prendere le ultime volontà di un moribondo? Ritengo che a 3 precise condizioni queste volontà debbano essere prese molto seriamente in considerazione e che si debba far di tutto perché vengano rispettate ed eseguite. A queste condizioni riterrei queste ultime volontà sacrosante. Questo perché Dio permette a colui che è in procinto di morire di vedere le cose in modo molto diverso da quando era vivo e per così dire in grado di controllarle. Le condizioni a cui alludo sono le seguenti. La persona godeva al momento del trapasso delle piene facoltà mentali. Il desiderio espresso, visto oggettivamente, era di natura buona. La persona morì relativamente in pace. Se vigono queste 3 condizioni, allora dobbiamo certamente adempiere a quanto richiestoci. Ma se qualcuno dovesse violare o ostacolare le ultime volontà di una persona, questo atto, che può essere paragonato ad un furto riguardi del defunto, è ritenuto più grave dello stesso atto compiuto nei riguardi di una persona vivente? Sì, Dio lo ritiene molto più grave, perché il defunto non può più verificare se le sue volontà sono state rispettate o meno. Quando una persona sente che è giunta la sua ora, qual è il modo migliore per prepararsi a questo passo? Quello di pregare e di offrire tutto a Dio, quello di aprirsi completamente alla sua bontà e di abbandonarsi a Lui totalmente. E qual è l'atteggiamento migliore per chi vuole aiutare una persona a morire bene? Quello di pregare con Lui, naturalmente, e di dirgli tutta la verità, parlargli come si è capaci della luce di Dio, dirgli che non sarà mai, mai lasciato solo, proporre con amore e delicatezza di confessarsi, se non lo ha già fatto, pregare con la Santa Madre di Dio per lui e chiederle di accompagnare questo suo figlio lungo il percorso. Maria non si rifiuterà mai di farlo. È vero ciò che alcuni dicono, e cioè che al momento del trapasso si vede scorrere come su una pellicola cinematografica tutta la propria vita. Beh, in un certo senso si potrebbe dire di sì. Le descrizioni di questo fenomeno però variano, anche se solo di poco. Conoscevo uno svizzero che stentava a credere in Dio e pensava che ci fossero state insegnate queste cose perché vivessimo rettamente. Egli si ammalò gravemente, entrò in coma, poi in agonia, ma non morì. Non aveva creduto all'eternità. Quando si riprese, disse di essersi trovato seduto in una stanza e di aver visto sul muro antistante la sua vita descritta in ogni dettaglio. A quel punto seppe con certezza che vi era un'eternità e si spaventò. Il muro lentamente si dissolse e apparve un paesaggio di indescrivibile bellezza. Poco dopo egli si riprese e si svegliò. Quell'esperienza capovolse il suo modo di vivere da quel giorno in poi. Sarebbe buona cosa approfondire la conoscenza del processo della morte e di ciò che avviene quando il moribondo è condotto per mano dalle verità di fede cristiane. Quante volte abbiamo saputo di persone che si sono convertite al credo cattolico sul letto di morte, e quante volte abbiamo sentito che un cristiano ha scelto in punto di morte di rinnegare la propria religione cristiana. Lascio a lei la facilmente intuibile risposta a queste 2 domande. Il concepimento e la morte sono 2 momenti culmine in cui Dio è totalmente con noi. Entrambi i momenti
sono studiati troppo poco, perché non amiamo, non proteggiamo, non studiamo questi momenti con la stessa attenzione con cui ci dedichiamo ad altri momenti della nostra vita, invece di violentare il prodotto del concepimento o impedire il concepimento stesso ed affrettare la morte con mezzi illeciti. Se la società di oggi prendesse questi momenti in più grande considerazione, molti grandi verità apparirebbero in tutta la loro chiarezza. In questo film che alcuni dicono di vedere in Punto di morte, lei mi dice che vedono con somma chiarezza sia le azioni buone che i peccati compiuti nel corso della loro vita. Circa i loro peccati sono compresi anche quelli che hanno confessato pienamente, di cui si sono sommamente dispiaciuti e che hanno voluto riparare con tutto il cuore. Glielo chiedo perché si dice che quando ci confessiamo Gesù prende su di sé per sempre il nostro peccato e che quindi esso scompaia definitivamente, tanto che neppure Satana sa che sia mai esistito. Se è davvero così, come mai il nostro peccato ci è di nuovo mostrato all'atto di morire? Anzitutto, non tutti vedono questo film e quand'anche lo vedessero, questo fenomeno non va considerato come un attacco di Satana. I peccati pienamente confessati e riparati normalmente non vi appaiono, e se vi appaiono è perché Dio vuole mostrarci la sua assoluta giustizia. Nel vedere infatti entrambi gli aspetti, l'anima allora conosce con assoluta chiarezza e si colloca essa stessa al giusto livello in purgatorio. Alcune persone che sono a conoscenza di questi fatti dicono che sono più predisposti alla salvezza coloro che arrivano alla fede solo in ultimo. È vero? Beh, i livelli di santità possono manifestarsi in 1000 modi diversi. Costoro non sono affatto più predisposti degli altri, in quanto hanno perso tantissime occasioni per fare del bene. Perciò il loro posto in paradiso non sarà collocato allo stesso livello di coloro che si sono sforzati di fare la volontà di Dio per tutta la vita. Forse lei, Maria, non è al corrente, ma negli Stati Uniti in questi ultimi anni le esperienze di ritorno dalla morte hanno fatto molto scalpore e suscitato molto interesse fra gli studiosi. In particolare mi sovviene un libro che tratta l'argomento. Le pongo quindi questa domanda, Maria. Le testimonianze di queste persone risucchiate in vita nuovamente sono attendibili al 100%? No, certamente no. Anche qui è nostro dovere giudicare con carità, ma anche con molta attenzione e saggezza. Alcune delle descrizioni più diffuse contengono delle lampanti menzogne. Come per le apparizioni e le locuzioni interiori, queste esperienze vanno esaminate da persone di grande ricchezza interiore, preghiera, discernimento ed esperienza, tra le quali vi siano anche medici, credenti e teologi. Laddove se ne occupano soltanto coloro che non credono, che guidano ed influenzano queste brave persone, sarà possibile che senza alcuna colpa del redivivo vengano diffuse notizie del tutto false. Prende il mio caso. Solo perché qualche psicologo può affermare con certezza che io sono un soggetto equilibrato, onesto e non una persona malata di mente, ciò non basta per stabilire che tutto quanto io affermo sia vero. Questo tipo di esperienza non è puramente soprannaturale, deve essere esaminata a largo raggio, sotto diversi aspetti, come lo sono state le esperienze sia mie che quelle per esempio dei giovani veggenti di Meggiugori. Nel libro a cui sto pensando e che ha goduto di un grande successo negli Stati Uniti, si afferma che le anime vengono a scegliersi il corpo in cui abitare e quando andarvi. Ciò implica che l'aborto, nonostante contrasti con l'ordine naturale, non è poi un atto così grave
perché è un segno che quell'anima preferiva albergare altrove. Qual è la sua opinione in proposito? Ah, che idiozie deleterie! Qui c'è certamente un'influenza satanica. Dobbiamo davvero pregare che quest'autore sia abbastanza umile da permettere che le sue esperienze siano esaminate non solo da medici e psicologi laici, ma anche da persone di grande preghiera e discernimento e dotte sulle grandi verità di fede cristiana, altrimenti queste menzogne infernali si diffonderanno a sempre più larghi strati della popolazione ed è mio dovere precisare che per ogni aborto causato da quella lettura sarà responsabile davanti a Dio quell'autore o il suo consigliere.